Sono arrivati ieri, accolti dalle istituzioni di Gorizia e Nova Gorizia, i 60 commissari internazionali del concorso enologico internazionale Città del Vino avranno modo di conoscere meglio il territorio nei prossimi giorni, rimanendo in città infatti fino a domenica 2 giugno. Qui valuteranno ben 1186 campioni di vino giunti da tutto il mondo, insieme a 111 selezioni di grappe per il quinto Grappa Award, anch'esso di carattere internazionale. Il tutto si terrà a porte chiuse nella sala dell'OGG, ma la grande novità di quest'anno saranno le degustazioni nel pomeriggio. Quali sono i numeri di questa edizione? Sono numeri in crescendo rispetto agli anni precedenti, con 1200 campioni di vino, un numero elevato rispetto all'ultima edizione di grappe, perché alla 22esima edizione del concorso enologico internazionale Città del Vino si abbina anche la quinta edizione delle grappe. Quindi numeri assolutamente interessanti, vini che arrivano da tutta Italia ma da ben 11 paesi del mondo, quindi un concorso che è unico sul territorio nazionale. Quindi la nostra soddisfazione è quella di averlo portato a Gorizia quest'anno. L'abbiamo portato naturalmente perché il prossimo anno abbiamo Go 2025 e questa iniziativa è fatta proprio in attesa di questo grande evento di Gorizia e Nuova Gorizia. Abbiamo voluto fortemente che questa occasione unica, 1200 campioni di vino, potessero essere aperti alle degustazioni al pubblico. Tant'è che nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica ci sarà la possibilità di degustare i vini che le commissioni d'assaggio degustano durante la mattinata. Un'altra cosa interessante: domenica 2 giugno alle ore 18 ci sarà un'asta a scopo benefico, verranno battute all'asta delle confezioni di vino che, come dicevo, arrivano da tutto il mondo. Il raccolto sarà utilizzato per piantumare aree interessate agli incendi nel 2022 sia in area italiana che in area slovena. Per quanto riguarda le degustazioni con il pubblico, l'orario è dalle 17 alle 21, venerdì, sabato e domenica.